Un progetto per valorizzare l'intera area del centrofondo Campomulo. L'imprenditore Bruno Zago si è aggiudicato il bando per la gestione di tutta la struttura, un progetto importante che prevede come primo passo il miglioramento di tutte quelle che sono le piste da sci da fondo, ma l'obiettivo è quello di portare il rifugio Campomulo in classe A. Ne beneficeranno l'economia e lo sport di tutto l'altopiano. Il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, ha coniato il payoff di tutto questo progetto, da centrofondo Campomulo a una nuova versione, Campomulo, due punti, il centro del fondo. Ho voluto coniare questo nuovo nome a Campomulo per dare sempre discontinuità con il passato, ovviamente. Il futuro è un futuro veramente importante, un futuro fatto di investimenti. Con questo nuovo progetto l'intento è quello di arrivare sicuramente ad ospitare a livello di Olimpiadi qualche nazionale sull'altopiano, a Gallio in particolar modo, piuttosto che sul rifugio Centro Campolongo di Rozzo, per poter veramente dar lustro anche allo sci di fondo qui in altopiano. Il progetto prevede una spa, un'area ristorazione, nuovi parcheggi e un nuovo plateatico. I lavori verranno realizzati in più stralci a partire dai primi di aprile. L'obiettivo mio è quello che ai primi di aprile che ci sia già un'impresa che entra nel rifugio e incomincia a fare ordine